Prima di partire con i nostri ospiti, il saluto e quindi il compito di fare gli onori di casa al consigliere del Comune di Udine, Lorenzo Patti, che ha la delega al benessere psicofisico e alla salute, che invito sul palcoscenico. Grazie per la squisita ospitalità nel Comune di Udine e dal Comune di Udine. Ci sono ben 2 sale collegate questa sera, il pubblico è numerosissimo, più di 300 persone, che va a testimoniare il successo che ha avuto l'iniziativa durante questo 2023, con tanti temi affrontati. In genere si chiude a taralluccio e vini, invece questa sera affronteremo un tema bello tosto. Buonasera consigliere. Buonasera a tutti e complimenti agli organizzatori, perché queste tematiche sono tematiche importantissime e soprattutto inestimabili, perché i giovani sono un patrimonio inestimabile. Un caro saluto a tutti voi dall'amministrazione comunale, dal signor sindaco, il professor Felice Alberto De Toni e dall'assessore Fachin. I giovani sono il nostro futuro e voi siete il nostro futuro, quindi ecco che in questo compito l'amministrazione regionale e comunale hanno un ruolo fondamentale di parte attiva, creare e generare quelle opportunità, quel senso di responsabilità che può dare a voi tutte le occasioni per essere qui parte attiva del nostro territorio, e voglio ricordare che il nostro territorio è il primo in Italia. Grazie. Grazie, buona serata. Più di 150 i giovani in sala questa sera, e questo inorgoglisce sicuramente l'Istituto di Credito Prima Cassa FVG che organizza questi incontri. Dicevo 9 quelli in programma in questo 2023 e abbiamo fatto un velocissimo riassunto di quello che è successo. Guardate. È stato un anno ricco di contenuti, profondi e appassionanti, che ci hanno fatto riflettere, ma anche emozionare e crescere. I nostri relatori, illuminati imprenditori, illustri scienziati, filosofi, giornalisti, registi, opinionisti e campioni dello sport ci hanno letteralmente trasportato nei loro mondi, facendone scoprire aspetti che hanno impreziosito il bagaglio di conoscenza di ognuno di noi. Giovedì, prima di tutto, è stato un importante strumento che ci ha portati ad acquisire maggiore consapevolezza di ciò che accade attorno a noi e che, anche se spesso non ne abbiamo la percezione, riguarda ogni individuo e la società in cui noi viviamo. L'Istituto di Credito Cooperativo Prima Cassa FVG ha voluto accompagnarci in questo percorso conoscitivo perché ritiene che il nostro territorio, quello del Friuli Venezia Giulia e la sua comunità, debbano avere l'opportunità di volare alto, stando però con i piedi per terra. Con concretezza, spirito solidale, condivisione del sapere, impegno e coraggio. Il cammino del giovedì prima di tutto continuerà anche nel 2024, insieme a voi, che con la vostra partecipazione avete sposato e avvalorato il senso del nostro progetto. In grandissima sintesi, quindi giovedì prima di tutto 2023, questa sera l'ultimo appuntamento, abbiamo l'onore di avere con noi l'assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia della regione Friuli Venezia Giulia, la dottoressa Alessia Rosolen, che chiamo sul palcoscenico. Benvenuta e grazie per la sua presenza, assessore. Buonasera, ben arrivata. Si può accomodare? Un'altra quota rosa è quella di Agnese Gatti, esperta di politiche per la famiglia e dottoranda presso l'Università di Roma Tor Vergata. Buonasera dottoressa, ben arrivata da Roma. Si può accomodare, prego. Anche lei centrale. Ritorna, abbiamo già avuto il piacere di averlo con noi e ha entusiasmato il pubblico, è il professor Luca Agrion, professore associato di filosofia morale all'Università di Udine e presidente dell'Istituto Jacques Maritain. Buonasera, ben arrivato, prego. E chiude il giro di ospiti di questa sera il professor Alessio Fornasin, che è docente di demografia all'Università di Udine. Quindi una new entry nel nostro parterre. Buonasera, ben arrivato. Prego, si può accomodare. È bello vedere giovani non solo in pubblico, giovani tutti i nostri relatori e anche una giovanissima che questa sera tortureremo. Scherzo ovviamente.
L'argomento, dicevo, che affronteremo questa sera è tosto, se ne sente parlare quotidianamente, si sfogliano i quotidiani e ogni giorno se ne parla, riguarda il nostro paese ma non solo, riguarda le aree forse più sviluppate del pianeta, quelle in via di sviluppo invece hanno un trend completamente opposto ed è quello appunto della popolazione che registra un tasso di denatalità preoccupante, fortemente preoccupante. E poi c'è la fase dell'invecchiamento, quindi le due parti della stessa medaglia che rischiano di in qualche modo far collassare il sistema mondiale e anche il sistema nazionale e vedremo forse, speriamo di no, anche quello regionale. Ne parleremo insieme ai nostri ospiti. Io partirei proprio dalla più giovane, dalla giovanissima, da Agnese. Agnese, innanzitutto come mai hai scelto questo argomento di studi? Che cos'è che ti ha... Non ne l'ho preparata questa domanda, però volutamente, perché c'è sempre il bello della diretta. Non è un argomento così appassionante apparentemente, però se tu l'hai scelto mi smentisci nel mio pensiero. Tieni, mi raccomando, il microfono, signori, tenetelo molto vicino alla bocca. Ma come non è appassionante? Io qualche anno fa da studentessa di economia ho incontrato la demografia e ne sono rimasta affascinata appunto e ho avuto modo di approfondire poi queste tematiche e ho cercato di avvicinare il mio percorso professionale a questi interessi e infatti adesso lavoro come esperta a supporto della pubblica amministrazione sulle tematiche di famiglia, infanzia e adolescenza. Nel frattempo continuo a studiare proprio perché nel tentativo appunto di tradurre in concreto, di applicare le conoscenze al mondo che viviamo. Quindi assolutamente per me questi temi sono appassionanti e vorrei tracciare un brevissimo quadro demografico italiano, ben sapendo che poi il professor Fornasin approfondirà gli aspetti legati alla realtà regionale del Friuli Venezia Giulia e devo avvicinare. Grazie. Ok, allora facciamo così. Bene, perfetto. Quindi prima di richiamare veramente due elementi per tracciare il quadro, volevo augurare buonasera a tutti e ringraziare Monica Bertarelli per la presentazione e soprattutto per l'invito e l'opportunità di dialogare con ospiti molto più esperti di me e soprattutto per l'opportunità di celebrare i successi degli studenti e delle studentesse in sala. Dicevo, due elementi. Il primo è quello che l'Associazione Italiana per gli Studi di Popolazione definisce come l'eccezionalismo demografico dell'Italia nel contesto internazionale. Eccezionalismo che è dato dall'intrecciarsi di due forze. Da un lato una sempre crescente longevità e dall'altro una fecondità sempre più bassa e tardiva. Giusto qualche dato: crescente longevità, cosa vuol dire? Vuol dire che oggi in Italia l'aspettativa di vita media per gli uomini è di 80 anni e mezzo e per le donne di circa 85 e questo significa che negli ultimi 30 anni gli italiani hanno guadagnato 30 anni di vita. Invecchiare è una buona notizia, invecchiare, poterlo fare relativamente in buona salute appunto è una buona notizia che ci conferma il progresso medico, scientifico, sociale e soprattutto ci permette di alzare lo sguardo, di poter guardare al domani. Dall'altro lato abbiamo detto bassa fecondità o forse dovrei dire bassissimissima fecondità, traducendo in maniera un po' creativa un'espressione inglese che è quella della lowest low fertility.
Istat ci dice che nel 2022 sono nati in Italia 393.000 bambini e bambine, e questo è un picco negativo che non ha uguali nella storia del nostro paese. Il tasso di fecondità totale, cioè il numero medio di figli per donna, è pari a 1,24, quindi molto al di sotto del cosiddetto tasso di sostituzioni di 2 figli che permetterebbe appunto il rimpiazzo della coppia genitoriale nell'avvicendarsi delle generazioni, e appunto 1,24 è anche al di sotto della soglia di 1,3 figli per donna, che è appunto la soglia che gli studiosi individuano per descrivere i fenomeni, come dicevo prima, di lowest low fertility, fecondità bassa, bassissima. Dunque il combinato disposto, direbbero così forse i giuristi, di queste due forze, crescente longevità, bassa e tardiva fecondità, porta a un paese che non solo è più vecchio, che sarebbe appunto un fattore positivo, ma che è anche meno giovane. Questo significa che la componente giovanile diminuisce. Nella società diminuisce, e le giovani generazioni si assottigliano. Questo diciamo che mette un pochino a rischio la stessa struttura per età della popolazione, mette un pochino a rischio la capacità della popolazione stessa di rinnovarsi, proprio perché è più esigua la componente rappresentata dai potenziali genitori. Esatto, quindi c'è una componente, diciamo, inerziale, no? nella struttura della popolazione. Il secondo elemento che volevo velocemente richiamare è quello della pluralizzazione anche in Italia, della progressiva pluralizzazione anche in Italia delle forme familiari. Quindi ci sono tanti modi di fare famiglia, sono diversi, nel senso che sono mutati nel tempo e sono tanti, appunto sono molteplici. Questo perché appunto le strutture familiari sono diventate più complesse, i percorsi di vita, i corsi di vita sono meno lineari, e questo significa che ad esempio possiamo contare su relazioni familiari più stabili perché la mortalità è diminuita, quindi c'è un maggiore scambio tra le generazioni, ma al tempo stesso, ad esempio, il matrimonio non segna necessariamente il passaggio all'età adulta, questa transizione all'età adulta appunto si allunga nei suoi tempi, è più facile sciogliere e anche ricostituire le unioni anche nelle età avanzate. Quindi questo è il secondo elemento. Ma che rappresenta una minaccia oppure una condizione che non influisce in modo negativo? È una caratteristica che aumenta la diversità nella vita delle persone, e quindi poi anche i sistemi di welfare dovrebbero in qualche modo accogliere, mutare, diciamo, di pari passo, adattarsi. Esatto, a questi mutamenti. Quindi questi due sono gli elementi che volevo richiamare. Spero appunto di aver tracciato un pochino il quadro. E esistono però anche degli strumenti per contrastare o quantomeno mitigare gli effetti più insostenibili dell'intrecciarsi di queste due forze che ho provato a descrivere. Gli squilibri generazionali appunto sono crescenti e sono così accentuati, caratterizzano in maniera così intensa il panorama italiano che spesso si cade un pochino nell'allarmismo.
E io invece vorrei parlare di pragmatismo demografico, perché penso sia anche questo il bello appunto della demografia. E in questa situazione i tentativi di ribilanciamento... Scusi, è edulcorante, diciamo, vogliamo chiamarlo pragmatismo per togliere l'allarmismo, perché effettivamente i dati di cui parlava finora oggettivamente destano allarme, o no? Sì, però appunto ci spingono ad agire, no? E quindi con pragmatismo e facendo e chiamando a raccolta appunto tutte le leve, che sono quelle che devono essere appunto molteplici, sono quelle dell'invecchiamento attivo, dell'immigrazione e in maniera cruciale appunto anche per le cose di cui mi occupo, il sostegno alla genitorialità e alle famiglie. E appunto esistono politiche per la famiglia al plurale, non a caso, perché non possiamo pensare a una singola misura che da sola possa risolvere il problema. No, bisogna attivare tutti gli strumenti a disposizione e farlo in maniera coordinata. Dunque di cosa sto parlando? Di quali strumenti sto parlando? Esistono due grandi famiglie di politiche per la famiglia. La prima famiglia raccoglie tutti gli interventi che prevedono trasferimenti monetari o mancati prelievi fiscali a supporto economico del costo dei figli, cioè di tutti quei costi collegati con la responsabilità di cura e di crescita appunto dei figli. Queste politiche sono importanti perché riducono il rischio di impoverimento, che è un rischio che le famiglie affrontano nel momento in cui possono incontrare nel momento in cui accolgono un nuovo membro al loro interno. La seconda grande famiglia non ha a che fare con il denaro, ma riguarda il tempo, e quindi nell'alveo della conciliazione rientrano i congedi di maternità, di paternità e parentali e i servizi educativi per l'infanzia, dunque ad esempio gli asili nido per i bambini dagli 0 ai 3 anni. Ho parlato di conciliazione e volevo soffermarmi un attimo. Chi è che deve conciliare cosa? Conciliazione significa gestire in maniera equilibrata i tempi di lavoro e i tempi di vita, e questo non può che significare anche condivisione dei carichi di cura fra i generi. Quindi parliamo, ripeto, di politiche per la famiglia al plurale, ma quali sono le caratteristiche perché queste siano efficaci? Le politiche per la famiglia efficaci sono trasformative, capaci di incidere quando sono stabili, e quando quindi sono, diciamo, strutturali, continuano nel tempo, e quando non si riferiscono solo ed esclusivamente a le fasi seppur cruciali intorno alla nascita, ma accompagnano nel percorso di crescita e dunque pongono le condizioni per cui le coppie possano fare affidamento appunto nell'accompagnamento dei figli nel percorso di crescita. Ecco, la prima considerazione che verrebbe da fare, continuative, da qualche tempo effettivamente si sente parlare di politiche per la famiglia, però forse, ne parleremo dopo, sono arrivate troppo tardi, no? Quando ormai alcune decisioni erano state prese, il tempo per chi avrebbe potuto fare era già passato, però di questo parleremo dopo. Grazie perché è stata molto puntuale e precisa e proprio ha dato il quadro della situazione in cui ci troviamo a livello nazionale. Adesso però vorrei capire a livello e far capire anche al pubblico dal professore Fornasin quali sono i dati che riguardano la nostra regione, il presente e il futuro, come sta vivendo l'aspetto appunto demografico la nostra regione e che cosa ci aspetta per i prossimi anni, visto che è una scienza che si proietta in avanti, no? Possiamo già capire quali saranno le situazioni. E lei ha anche qualche slide da farci vedere. Sì, mi avete quasi costretto a farlo. Molto volentieri. Vi prego di tenere il microfono vicino per non far perdere pezzi importanti dei vostri interventi. Farò il possibile. Buonasera a tutti.
Allora, il presente e il futuro demografico del Friuli Venezia Giulia. Diamo subito i dati, no? Diamo i numeri. Allora, diciamo per 50 anni e più la regione Friuli Venezia Giulia ha sempre avuto all'incirca 1.200.000 abitanti. Per qualche periodo ha superato questa soglia, qualche altro periodo è disceso un po' al di sotto, ma diciamo nella lunga prospettiva, perlomeno dal dopoguerra fino alla vigilia del presente, la popolazione è sempre oscillata attorno a questa cifra. Diciamo che quello che succederà nel prossimo futuro sarà invece, come dire, una discesa della popolazione, una discesa del numero di abitanti che a seconda delle prospettive potrà scendere al di sotto dei 100.000, dei 110.000, scusate, del 1.100.000 abitanti, come in questo caso. Questa è una previsione un po' pessimistica. Non ho utilizzato le previsioni dell'Istat qui, che sono peraltro molto recenti, ma una previsione che ho fatto un anno fa, prima che uscissero le previsioni dell'Istat, che mi era stata commissionata dalla regione Friuli Venezia Giulia, tra parentesi. Comunque non ho paura di mostrare i miei dati. Comunque questa diciamo una versione un po' bassa, adesso l'Istat insomma sostiene un po' di più la popolazione sia della nostra regione sia anche del paese nel suo complesso. Bene, ma cosa succede? Sono i processi, no, che sono importanti, perché quando noi guardiamo nel futuro è impossibile credere di poter raggiungere, di trovare i numeri esatti, no? Le previsioni sono fatte, come ben sapete, per essere smentite e non c'è previsione che sia stata fatta nel passato che sia stata puntualmente smentita da quello che poi è successo. Puntualmente, d'accordo. Ma le previsioni demografiche hanno una caratteristica, proprio grazie a questo fattore di inerzia che è stato menzionato prima, che come dire, la demografia e i comportamenti demografici cambiano solo molto lentamente. Quindi questo processo di diminuzione della fecondità, peraltro adesso la fecondità è abbastanza stabile da diversi decenni nel nostro paese, però diciamo a iniziare dalla metà degli anni 60 abbiamo avuto una continua diminuzione di questo numero magico, no, del numero medio di figli per donna, che è passato da poco più di 2 a meno di 1,3 al presente. Bene, quindi oltre, no, a questo, quindi le donne, le coppie, le famiglie non cambiano molto velocemente i comportamenti fecondi. Anche per quel che riguarda poi la sopravvivenza, no? L'altro grande tema demografico, diciamo che nella storia del nostro paese a datare almeno quasi continuativamente, insomma, dalla fine della Prima Guerra Mondiale, ma in realtà questo processo era iniziato già ben prima, abbiamo un aumento continuo della speranza di vita. Adesso un po' rallentato. Abbiamo avuto anche un problema, questo lo sappiamo tutti, no? Il problema della pandemia di Covid. Ci sono stati tanti morti, ma non ha arrestato questo processo, l'ha rallentato, ma non ha arrestato il processo di aumento della speranza di vita. Allora, per il famoso combinato disposto di cui prima, abbiamo una diminuzione del numero di abitanti e abbiamo un aumento del peso delle persone anziane sulle persone giovani. Questo numeretto, questi due numeri che ho messo nella fila centrale, la percentuale di persone che hanno 65 anni e più nella nostra regione, secondo questa previsione, passiamo dal 27% al 36%. Forse non sarà il 36, sarà il 34%, ma questa è la tendenza. Poi c'è un altro numeretto sotto, questa cosa che si chiama IV, è l'indice di vecchiaia, è un rapporto tra la popolazione cosiddetta anziana e la popolazione che ha meno di 15 anni. Cosa significa? 237 è il numero oggi degli ultra 65enni rispetto ai giovani fino ai 15 anni. Fra 25 anni circa questo numero è aumentato considerevolmente. Saranno più di 300 gli anziani per ogni giovane. Non prendete paura, gioventù, poi voi saprete risolvere tutte queste cose. No? Allora, questo è già stato detto, no? Quindi abbiamo un'alta aspettativa di vita. Oggi, questi sono i dati del Friuli, guardate, sono quasi identici a quelli nazionali. Ci sono delle differenze regionali, anche piuttosto marcate, ma il Friuli in questo momento si colloca abbastanza bene, diciamo, proprio è molto simile
per quanto riguarda i valori di aspettativa di vita e di livelli di fecondità, è molto simile a quello del paese. Noi abbiamo 1,26 figli per donna, 1260 bambini sono messi al mondo da 1000 donne, in Italia sono 1240, quindi siamo vicinissimi come valore. Qual è la regione in cui questo dato invece è più alto? Le regioni tra le la più. provincia autonoma di Bolzano, un caso del tutto particolare. Quello è curioso perché la provincia autonoma di Bolzano, il Sud Tirolo, è la provincia germanofona che ha il più alto tasso di fecondità. Cioè in tutta la Germania non c'è un land, in tutta l'Austria non c'è un land che abbia livelli di fecondità così. Che raggiunge, supera i 2? 1,8 circa. Invece la regione meno fertile, meno feconda in In questo Italia? momento no, credo sia la Sardegna, siamo poco più di 1, forse addirittura meno. Bene, l'ho interrotta, Spero di non scusi, essere eravamo definitivo. rimasti al saldo migratorio. Come? Sì, il saldo l'ho interrotto. migratorio, abbiamo saldo migratorio interno e saldo migratorio con l'estero. Qui sono dati assoluti che riguardano la nostra regione. Cosa stanno a significare? Che la nostra regione ancora è attrattiva. Allora, ci sono saldo migratorio interno, vuol dire gli spostamenti all'interno del paese. Ci sono regioni nel nostro paese che ogni anno perdono migliaia di abitanti che emigrano, migliaia di persone che emigrano in altre regioni del paese. Non è il caso della nostra regione, o meglio, i flussi in uscita sono più che compensati dai flussi in entrata da altre regioni italiane. E poi anche naturalmente il saldo migratorio con l'estero è ancora positivo, molto positivo, no? Nella nostra regione, anche se sappiamo, insomma, oramai già da diversi anni si è sviluppato un percorso, si sono sviluppati dei flussi in uscita che riguardano moltissimi giovani delle vostre età sostanzialmente, con alto titolo di studio. Io non vedo negativamente questa cosa, io ritengo, e non sono certo l'unico, che sia utile per i giovani fare un'esperienza all'estero e mescolarsi, conoscere altre persone, altri paesi. L'importante è che poi tornino però. Sì, sarebbe bello, parlo come persona che ha un figlio della loro età, però non c'è molto scambio su questo. Ci sono tanti ragazzi italiani che vanno all'estero, ma pochi ragazzi invece tedeschi, inglesi che vengono in Italia, e quindi c'è uno scambio diseguale su questo. Vado avanti. Queste sono le piramidi delle età, immagino che tutti sappiano cosa siano. Quindi abbiamo, nella prospettiva verticale abbiamo le età delle persone, nella prospettiva orizzontale abbiamo la numerosità, no? Quindi mano a mano che si sale in questa immagine, in questa piramide, abbiamo persone sempre più anziane e sull'asse orizzontale, sulle barre orizzontali, vediamo quante sono numerose le persone di determinate fasce di età. Ecco, se non vedete arriva fino ai 100 anni. Sì, oltre i 100 anni, ma le statistiche pubblicate dall'Istat non mi permettono di andare oltre i 100 anni su questi dati qui. Allora, vedete, ci sono questi due grossi rigonfiamenti, no? Sono quelli che hanno la mia età all'incirca, i cosiddetti baby boomers, no? Quelli che sono nati tra la fine degli anni 50 e la fine degli anni 60. La classe più numerosa nella nostra regione e in Italia è la classe dei nati nel 1964. Dal 1964 in poi abbiamo avuto una discesa continua della natalità, del numero di nati. E vedete, mano a mano che scendiamo abbiamo un restringimento della base della piramide che ci dà appunto l'idea di quanto sia diminuito il numero di nati nel nostro paese e nella nostra regione, perché questi sono dati regionali negli ultimi anni. Questa qui a destra invece è la stessa piramide nel 2050. Nel 2050 la parte più numerosa della popolazione sarà ancora quelli dei nati nel 1964, saranno vecchietti. E guardate, le piramidi sono... la superficie di queste piramidi ci dà anche un'idea del numero di abitanti, no? Perché più grande la superficie, maggiore il numero di abitanti. E qui insomma si vede come questa diminuzione della popolazione si distribuirà nelle diverse età. Vi mostro ancora un lucido. E qui sono calcolati anche i flussi migratori, quindi... Sì, qui c'è... Allora, quando si fanno le previsioni si fanno diverse ipotesi in ordine ai flussi migratori. Questa qui non
come dire, sono migrazioni piuttosto contenute e già danno luogo a insomma, delle particolarità nella forma della piramide, su cui non mi soffermerò adesso, insomma. Però si possono fare diversi tipi di previsione, con immigrazioni più sostenute, con immigrazioni più, come dire, meno numerose, con un numero di nati maggiore, insomma ci sono tante possibilità. No, volevo mostrarvi questo. Beh, questo è il percorso della popolazione del Friuli Venezia Giulia, quello che vi spiegavo prima. Quindi come da una popolazione attorno al 1.200.000 abbiamo imboccato un percorso di discesa. Ci sono 3 linee, no, che vi mostro qui, che sono costruite sulla base di diverse ipotesi del nostro futuro. Perché noi non sappiamo come sarà l'evoluzione della popolazione nel futuro in maniera puntuale, però grosso modo insomma, si terrà all'interno di queste 3 diverse traiettorie. Quella nera è quella che, ad avviso di chi ha fatto la previsione, che in questo caso sono io, è quella più probabile. Però è possibile che ci siano, quasi sicuramente ci saranno delle differenze, no? O più, come dire, più verso l'alto, più verso il basso. Fino a quasi 200.000 persone in meno. Qua sì, ma dico io rispetto ad ho ora. fatto una previsione un po' pessimistica. Però questo era la 2 volte Udine più o meno. Sì, può essere benissimo. Ma non la vedo turbata, lei è tranquillo comunque. Certo. No, e qui invece ho fatto un giochino, insomma ho giocato con i numeri indici per vedere come si può evolvere la popolazione nelle diverse province della nostra regione, quindi una disarticolazione, diciamo così, a livello provinciale. Riuscite a leggere Gorizia e celeste, Pordenone arancione, grigia Trieste, Udine gialla e nera la regione. Nera è la regione. La linea verticale grigia, e quello è il 2022, la base di previsione. Allora, io ho fatto, siccome le province hanno naturalmente popolazioni molto diverse, ho fatto finta che tutte le province nel 2002 avessero 100 abitanti, o 100.000, fate voi, o 1 milione, insomma non cambia. E come si è evoluta la popolazione nel frattempo, dal 2002 fino ad oggi, fino in realtà al 2022, e come continuerà, secondo le previsioni, ad evolversi la popolazione nei prossimi 28 anni. Beh, insomma, cosa si vede? Che inizialmente la provincia di Pordenone, è quella che dal punto di vista demografico ha conosciuto una crescita piuttosto importante nei primi decenni del secolo, poi si manterrà piuttosto stabile. Mentre al lato opposto abbiamo la provincia di Udine, che inizialmente ha visto una crescita, sarà quella che nel prossimo futuro vedrà perdere un numero di abitanti. Sembrerebbe quasi il 20%, perché arriva a 80 da 100, no? Sì, un po' di meno mi pare. Ma questo è dovuto a quello che è il grande malato, diciamo così, del territorio, il grande malato della nostra regione, che è la montagna, che sta conoscendo oramai da tanti anni un progressivo processo di spopolamento. La maggior parte della montagna in regione si trova nella provincia di Udine e quindi questo fenomeno di diminuzione della popolazione. Sfondo una porta aperta. Arrivo da Sappada e dico che la montagna va aiutata, anche perché sono perle e gioielli e dobbiamo mantenerli tali. Comunque, a prescindere dalle battute, non so quanti di voi, vedendo la terzultima slide, avranno pensato, sì, a questi chi gliela paga la pensione? Avete visto come erano spropositati i numeri, no? E la nostra generazione che nel 2050 avrà più o meno un'ottantina d'anni, e che erano quasi il doppio rispetto, così a occhio, ai 17enni, 18enni. Quindi sì, ci sarà un bel da fare da questo punto di vista, ma non vogliamo angosciarci con questi dati, sebbene anche quelli, oltre ai dati demografici, quotidianamente li vediamo ovunque purtroppo. Grazie professore. E arriviamo al professore Grion. E ci verrebbe da dire che a questo punto davvero generare è una bella scommessa per il futuro, un'urgenza, cioè potremmo trovare un sacco di definizioni che dovrebbero invogliare a generare, a far crescere la popolazione. Tanto buonasera a tutte e a tutti. Io non mi nascondo un certo imbarazzo nell'essere qui questa sera, perché il tema è delicato,
perché non ho particolari competenze, metto le mani avanti. Io al Presidente Graffi ho detto chiamiamo qualcuno che sia davvero bravo, però provare a far cambiare idea al Presidente è complicato, e quindi provo a portare così qualche riflessione, premettendo che io non sono un demografo, non sono un sociologo, non sono un economista, non sono un politico. Mi occupo di filosofia morale, ma come, diciamo così, docente di filosofia morale non ho mai preso, diciamo così, queste questioni in modo scientifico, no? Come si direbbe in accademia. Certo, ho qualche competenza empirica, nel senso che sono un padre di 3 figli, quindi ho una discreta conoscenza chiaramente della mia situazione personale e di quelle di tanti genitori che inevitabilmente vai a conoscere, di quelle che sono le fatiche in termini di conciliazione tra tempi della famiglia e tempi del lavoro, quelli che sono i bisogni anche di sussidi che non sono solo economici ma sono proprio di aiuto nella quotidianità. Certo, sono anche uno che, diciamo così, prova a promuovere una cultura dell'impegno civile. Prima Cassa sostiene anche la SPES, la Scuola di Politica ed Etica Sociale, dove abbiamo parlato col collega di demografia, quindi ho ascoltato, diciamo così, gli esperti che hanno, diciamo così, sollevato non solo, diciamo così, una fotografia, ma anche le problematiche connesse a questa fotografia. Ecco, però affrontare dal mio punto di vista, cioè dal punto di vista morale, diciamo che non è semplice, no? Perché potremmo dirci, bene, abbiamo tutta una serie di problemi legati ad un calo demografico, ad un problema del generare, bene, ma possiamo tradurli in termini di ciò che è giusto o non è giusto, e ciò che è buono o meno. Possiamo dire che contrastare la denatalità sia giusto. Ecco, è un po' pericoloso. Altre stagioni, no? Hanno detto che bisogna fare figli per il bene della patria. Ecco, io non credo che questa sia la strada. Possiamo però provare a riflettere su cosa significa generare. Questo lo credo più interessante. Ed ecco, su questo magari qualche parola la posso spendere. Perché? Perché in fondo la crisi che sta affrontando la demografia può essere vista anche come un ingrediente, no, accanto ad altri in quel, diciamo così, in quello scenario più complesso che è la crisi del generare. Cosa significa generare? Prima si è parlato di fecondità, ecco, sono parole collegate. Significa mettere al mondo qualcosa. E dal punto di vista morale potremmo dire buona generatività è mettere al mondo novità buone. Bene, rispetto alla crisi demografica, cosa significa mettere al mondo novità buone? Necessariamente mettere al mondo figli? Ho provato ad ascoltare le ragioni di chi dice no, in realtà siamo già in troppi e quindi anzi una genitorialità responsabile è quella che frena, no, una tendenza invece a colonizzare un pianeta che è già in sofferenza, ed è un argomento che va ascoltato. C'è chi dice bene, abbiamo una crisi di fase, perché? Perché poi la piramide in qualche modo trova una nuova stabilità. Quindi bisogna affrontare i problemi di questo assestamento, ma non necessariamente invertendo la tendenza. Oppure ancora chi dal punto di vista morale dice ma questo è un problema di autonomia di scelta e quindi alla fin fine noi dobbiamo promuovere la libertà, no, delle persone che decidono tanto in una direzione quanto in un'altra. Allora, perché io dico che è interessante riflettere sulla crisi del generare? Beh, perché se noi diciamo che dal punto di vista morale bene e giusto è aprirci alla possibilità di mettere al mondo novità buone, novità feconde, beh, allora dobbiamo chiederci perché oggi avvertiamo una certa fatica, tenuto conto che si può mettere al mondo novità buone in tanti modi. Certo, lo è mettendo al mondo nuove vite, come a noi è stata data, no, l'opportunità di vivere l'avventura della vita, uno può decidere di ricambiare, no, aprendo ad altri questa possibilità. Ma è fecondo anche un imprenditore che mette al mondo un'idea nuova. È fecondo un insegnante che permette ad una vocazione di sbocciare. Quindi si è fecondi in tanti modi. Cosa hanno in comune tutte queste forme del generare, dell'essere fecondi? Beh, secondo me un tratto in comune è la fatica. Cioè, mettere al mondo novità buone costa fatica. Costa fatica in termini di tempo, in termini di energie, in termini di risorse. Entra un figlio nella vita di una coppia, beh, innanzitutto assorbe spazi, devo trovare dove metterlo. E mano a mano che cresce
no? Comincia a volere sempre più spazi che sono suoi e quindi devo fare spazio fisico. Assorbe tempo, il tempo che una coppia aveva prima cambia completamente, diventa il tempo di accudimento. Uno potrebbe dire, non te l'ha ordinato il medico, l'hai voluto, certo, però fa parte del gioco, no? Quel mettersi al servizio di una vita che cresce assorbe tempo e assorbe risorse, costa. Ma ripeto, questo vale per qualsiasi atto fecondo. Un imprenditore che scommette su un'idea ci mette soldi suoi, tempo suo, energie. Un insegnante, non parliamone, quanto tempo dedica quando davvero vuol far spazio ad una vocazione, quanto ci mette di suo. E tante volte quello che si raccoglie è semplicemente la soddisfazione, non è neanche un ritorno in termini economici. Allora noi potremmo chiederci perché oggi abbiamo la percezione che il generare e la fatica che inevitabilmente accompagna il generare sia qualcosa che rallenta, ecco, questa disposizione, questa disponibilità, no, agli altri, all'accoglienza di un nuovo che in qualche modo ci chiede qualcosa. Beh, secondo me per due ragioni. La prima è una crescente paura legata all'incertezza. Scenari che fatichiamo a governare, scenari che ci inquietano, cambiamenti climatici, insicurezza economica, frena questa disponibilità ad affrontare l'avventura della vita, perché appunto mettere al mondo qualcosa è sempre rischioso. Ti può andare bene come ti può andare male, devi avere una certa fiducia, devi sperare, no, nella bontà del tempo che ti attende. L'altro freno al generare è l'individualismo, che è una tendenza che abbiamo tutti dentro di noi. È la preoccupazione per il nostro, per garantirci ciò che ci è necessario. È qualcosa di fisiologico, non è una patologia. Ma è chiaro che quando siamo troppo concentrati sul nostro, e soprattutto un nostro spaventato, un nostro preoccupato a sopravvivere, fatichiamo a fare spazio ad altri. Quindi fatichiamo ad essere ospitali per una novità che in qualche modo ci chiede di metterci al servizio. Allora credo, e chiudo, dal punto di vista culturale, che è l'unica chiave che io posso offrire, ecco, interrogarci su come accompagnare logiche generative significhi chiederci in che modo accompagnare appunto dinamiche di speranza, di coraggio e anche dinamiche che aiutino le persone a vincere l'individualismo e mettersi in gioco. Quindi a dare il meglio, perché l'umano in fondo dà il meglio di sé quando riesce a non dire solo io, mio, ora, ma dire nostro, assieme, anche domani. E questo funziona quando riusciamo ad andare oltre, no, la preoccupazione per noi. E lo facciamo quotidianamente. Cioè, il bello dell'umano quando lo sperimentiamo, nell'amicizia, che avere a cuore il bene dell'amico prima del mio, nell'amore, che avere a cuore il bene della persona che amiamo prima di noi. E quando questa dinamica si innesca, noi siamo capaci di fare spazio. Quindi, in fondo, quello che va promosso è una cultura della cura, una cultura dell'ospitalità, una cultura del coraggio e della fiducia nel futuro, che va accompagnata da politiche intelligenti e da, diciamo così, un impegno culturale che parte dai dati di fatto, anche da ciò che spaventa, perché non si può non avere orecchie per ciò che spaventa un giovane come un adulto, ma assieme riuscire a capire come affrontare quelle paure in modo generativo, quindi mettendo il noi dinanzi all'io. È una scommessa, ma la si può vincere assieme. Grazie professore. Abbiamo sentito quindi fatica e paura, quelli che frenano, considerazioni giustissime, credo che ognuno di noi si sia rivisto, no, in quanto detto. Beh, basti pensare che perché ci chiamano boomers, perché arriviamo dal boom, dall'età economica in cui andava tutto bene, per questo tra i 50 e i 60 anni la popolazione è più numerosa. Adesso lo scenario economico sappiamo benissimo qual è, quindi se dovesse essere per quello probabilmente scenderebbe anche sotto l'1,24 il numero di figli per donna in questo paese. Le istituzioni hanno un ruolo, ci viene da pensare, fondamentale. Si è parlato delle politiche appunto per le famiglie, abbiamo l'onore e il piacere di avere con noi l'assessore regionale che si occupa proprio di queste tematiche molto scottanti in questi ultimi anni.
Assessore, bisogna far vincere la paura e far capire forse che la fatica c'è, ci deve essere, perché come ci hanno insegnato anche i campioni nell'appuntamento dedicato a loro, non arrivi al risultato senza la fatica, no? E non si può agevolare sempre la strada, perché è una componente, un male necessario della vita di ognuno di noi, che però ci poi porta appunto ad apprezzare ancora di più il risultato. Ma in qualche modo le istituzioni, secondo lei, hanno il dovere di alleggerire queste due componenti, innanzitutto? Grazie a tutti e buonasera. Io credo di avere sentito prima del mio degli interventi che in maniera molto esaustiva hanno da diverse angolazioni affrontato il tema. A me tocca la parte politica, per quello che la politica significa nel fare interventi che permettono la realizzazione, anzi il passaggio dall'io al noi di cui parlava prima il professore. Io faccio alcuni brevissimi passaggi che credo siano più problemi o dati culturali rispetto a dati scientifici e demografici, quelli che puntualmente ci sono stati illustrati. Posto che vorrei sapere qual è stato l'evento nel 1964 che ha invertito il trend, perché questo credo sia un dato che sicuramente voi avete studiato e che quindi potrebbe permetterci di leggere in maniera molto puntuale anche le modalità con le quali queste curve e questi grafici evolvono. Ecco, io credo che per la prima volta dopo parecchi decenni, quindi subito dopo i baby boomers, noi siamo riusciti e stiamo riuscendo in questa occasione a parlare di demografia e connessa inevitabilmente al tema demografia il tema famiglia, in tutte le nuove forme nelle quali essa si manifesta, perché improvvisamente, questo a cavallo degli anni 90, ci siamo resi finalmente conto di qualche cosa che fino ad ora non solo non avevamo affrontato e analizzato come invece altri hanno saputo fare ottenendo anche dei risultati, ma ci siamo resi conto che bisognava superare la contrapposizione, l'ostracismo ideologico sul tema famiglia per andare a parlare di quella cosa che in maniera molto ampia parlava il professore quando parlava di comunità, perché il dato demografico, ed è questa la cosa sostanziale, non cambia solo nel numero che leggiamo rispetto alla presenza di giovani o anziani di fasce di età, cambia sostanzialmente la società e noi, Paese Italia, ce ne stiamo resi conto nel momento in cui abbiamo iniziato ad associare il tema della situazione sociale con quella della situazione economica. Noi abbiamo iniziato a parlare di demografia, e parlo della politica in senso generale, alla fine degli anni 90 sui primi temi legati a tutta una serie di esperimenti pensionistici che in Italia sono stati fatti quando tutti questi giovani presenti qui erano lontanissimi dall'arrivare. Noi abbiamo iniziato a parlare di demografia solo ed esclusivamente in quegli anni. Ne parliamo oggi per un altro problema, che è quello legato, e uso la parola appositamente, alla forza lavoro che serve per mantenere in vita il nostro sistema economico. E questo dimostra che il tema demografico, che ora possiamo sicuramente affrontare con i numeri e poi affronteremo, se abbiamo ancora del tempo, nella discussione e nell'illustrazione di tutto, è diventato un tema economico e come tale molto spesso viene affrontato. Io ritengo sia un tema culturale su cui bisogna intervenire con, e l'ha detto benissimo la dottoressa prima, con degli spazi, cioè con dei dati molto fissi, che sono le tempistiche
paesi in Europa, ma anche in Italia, penso alle province autonome di Trento e Bolzano, piuttosto che alla Francia e alla Germania, paesi che in Italia hanno iniziato politiche familiari negli anni 90, hanno ora dei risultati che possono essere letti, analizzati, corretti, perché nessuno parte, come dire, alla perfezione, non c'è la bacchetta magica per dare una risposta. Devono essere tempi strutturati, anche non legati solo ed esclusivamente al momento della nascita. Noi abbiamo avuto anni in questo paese, in questa regione, in cui il massimo del contributo che era dato era il bonus bebè nel momento della nascita del figlio. Il sapere che invece quel percorso viene accompagnato è un tema completamente diverso. Noi dobbiamo immaginare degli spazi in cui tutto questo avvenga, e non sto parlando di spazi fisici, sto parlando di spazi di attuazione, di messa in campo di politiche che rispondano a quelle che sono una visione. Lo ha fatto l'Italia, credo 2 anni fa, col primo intervento strutturale sulla famiglia, l'ha fatto l'amministrazione regionale di questa regione nel 2018 con l'avvio di un percorso che però, esattamente come è stato detto, è trasversale rispetto agli interventi. Perché noi non facciamo la legge sulla famiglia, il bonus per l'asilo nido, l'intervento per il sostegno del percorso scolastico, dote famiglia, dote scuola, dopo entriamo nel merito di tutti questi e li possiamo fare estemporanei, li dobbiamo rendere strutturali in maniera trasversale. Noi per fare la legge famiglia abbiamo cambiato 4 leggi, abbiamo modificato la legge sul lavoro, intervenendo in maniera puntuale e intervenendo in corsa, significa capendo quali erano gli errori o quali erano le cose positive e sapendo modificarle per, da un lato, o far emergere di più le cose positive o per cancellare gli errori. Questo è un dato. Siamo intervenuti sulla legge sull'istruzione, perché anche questo è un passaggio. Noi arriviamo sempre alle pensioni quando parliamo di giovani, ma abbiamo modificato la legge sull'istruzione perché la garanzia dell'accompagnamento del percorso anche in termini economici e non collettivi, come già e come sempre la Regione Friuli Venezia Giulia ha fatto, era importante. Abbiamo scritto la legge sulla famiglia, abbiamo promosso la legge sui talenti, abbiamo deciso che il sistema nel quale il tema demografico andava inserito era un sistema in cui la trasversalità delle azioni doveva portare a un risultato, che poi è semplice perché si inserisce anche nel tema della possibilità di andare e di tornare, di essere formati e di decidere dove stare. Io credo che solo il sistema di welfare, che poi è qualcosa che non abbiamo inventato noi, ma è stato inventato in Italia nel corso di svariati decenni, solo il sistema di welfare che sostiene e che combatte la precarietà, l'incertezza delle giovani generazioni è quello che fa sì che qualcuno scelga di restare qui e che qualcuno scelga invece di arrivare qui in maniera autonoma, perché anche questo è un altro dato. Io sono felicissima quando i giovani scelgono di essere cittadini del mondo e scelgono di essere, come dire, utili o di trovare la loro realizzazione altrove che non sia qua. Siamo un popolo di emigranti, l'Italia, il Friuli, la Venezia Giulia e tutto il nostro territorio, un popolo che è sempre stato capace di andare via, ma è sempre stato capace di andare via, e lì si aggancia l'ulteriore tema, perché è sempre andato in cerca di luoghi dove, guarda caso, si vivesse meglio.
Allora usciamo dal dibattito mero sul cuneo fiscale e parliamo finalmente di salari, usciamo dal tema di una precarietà indefinita e verifichiamo quali sono le situazioni sulle quali si può incidere anche su contratti, permettetemi, a tempo determinato e non solo indeterminato, e penso all'attività che si può fare su questo territorio, a percorsi di formazione accompagnati, ed è un dato credo ormai conosciuto da tutti, rispetto alle opportunità che chi vive in Friuli Venezia Giulia ha anche dal punto di vista dello studio universitario e post-universitario, una copertura direi al 100%, anche con l'accompagnamento di tutti i percorsi post-universitari all'interno dell'università da parte del nostro sistema. Dobbiamo, e anche questo è lo sforzo che in questi anni è stato fatto, quando abbiamo fissato ISEE magari alti, fino ad ora l'asticella era tolta la parte degli asili nido che arrivava ai 50.000 euro, il resto si fermava ai 30, quest'anno stiamo portando tutto ai 35.000 euro, ma perché noi dobbiamo far uscire il tema dei giovani, dell'infanzia, dei ragazzi, da quello che è il tema socioassistenziale. Di queste cose ha diritto chi? Certo, di queste cose ha in particolare diritto chi non ha i mezzi per poterle ottenere, ma di questo si occupa la parte socioassistenziale. La parte di supporto al sistema è data all'individuo che cresce e che deve avere tutte le opportunità. La politica, e così mi aggancio di nuovo a quello che è stato detto prima di me, deve dare gli strumenti che rendono la scelta libera, perché è ovvio che dobbiamo tutti lavorare perché la scelta sia libera, ma lo strumento lo può dare solo ed esclusivamente la politica. Vi dico un dato: l'anno scorso, e giuro che ho una forbice del 4% di memoria, l'anno scorso abbiamo fatto un sondaggio con SVG, Rachel, un gruppo di giovani ricercatori che accompagnano SVG in tutti questi percorsi di demoscopia che ci servono ad analizzare la realtà, a fotografarla e a capire però di che cosa parliamo. Alla domanda esplicita a ragazzi tra i 18 e i 35 anni rispetto al loro futuro, legato non solo ed esclusivamente al territorio, ma che cosa avrebbero voluto, non ricordo se il 78 o l'82% diceva voglio una famiglia e voglio dei figli. Ecco, la politica deve colmare quel gap tra chi a 18, 20, 25 anni dice che quello è il suo futuro e chi poi si scontra magari con la precarietà, con l'indisponibilità di mezzi, con tutta una serie di altri problemi e sceglie che quello non è il passaggio che farà. Grazie Assessore. Allora ritorno un attimo al professor Fornasin. Uno, ricollegandomi al 64, che cosa è successo? E poi paradossalmente Bolzano. Vivere a Bolzano è carissimo, è proibitivo perché è una delle città più care d'Italia, eppure lei ci diceva prima che lì il numero di figli pro capite supera addirittura il 2, o meglio per donna. Come si spiega? Allora, come insomma un po' ha detto anche l'assessore, non è così legato alla parte economica, la volontà di fare figli, è forse più legata al concetto generativo, al mettere da parte, come diceva invece il professor Grion, il io per dare spazio a noi. Cioè, lei ce lo dica dal punto di vista scientifico. È legato anche alla fiducia che le persone hanno nel futuro. Negli anni 60 c'era una grande fiducia nel futuro. Ma nel 64 poi cosa è successo? Mica hanno dimezzato. Dal 64 al 70, diciamo. Poi qui dovrei fare un mezzo corso di demografia, per dire la verità, perché non posso cavarmela con 2 parole, è difficile. No, perché proprio ci sono alcune cose che sono proprio demografiche, che fanno parte della disciplina, sono delle prospettive che noi studiamo e vediamo in maniera diversa. Faccio un esempio: io posso studiare
studiare la struttura della popolazione in questa sala adesso, no? E vedere come l'età e quanti figli hanno, quanti, no? Sono delle persone, non saranno tanti che hanno figli qui dentro, sono tutti giovani, no? Però posso anche studiare le storie di vita delle persone, quindi prendo una persona da quando nasce e la seguo fino a quando poi va in pensione, diciamo, non voglio andare oltre stasera, no? E quindi sono due prospettive diverse. O studio una cosa, studio la demografia in un preciso istante o in un breve lasso di tempo, o studio la demografia seguendo una generazione. Allora, per capire cosa è successo dopo, nella seconda metà degli anni 60, dobbiamo entrare in questo tema che è un po' complicato da affrontare stasera, no? È legato, sono proprio meccanismi demografici. Di chi all'epoca, cosa è che pensava, cosa è successo a chi all'epoca aveva, diciamo, tra i 20 e i 30 anni? Diciamo che in una prospettiva di fiducia nel futuro le coppie hanno cominciato a sposarsi prima, ci si sposava prima. Se fino agli anni 20, fino agli anni 50 in realtà, l'età media del matrimonio per le donne era credo di 25 anni, spero di non essere smentito. Dopo, nel corso degli anni 60 e alla fine degli anni 50, si è anticipato il momento delle nozze. Quindi il matrimonio allora, adesso non è più così, no? Ma allora il matrimonio segnava l'inizio dell'età feconda delle donne. Quindi prima ci si sposava, prima si cominciava ad aver figli. E cosa succedeva? Che quando hanno cominciato le donne, le coppie, ad anticipare l'entrata in unione, c'è stata una specie di accumulo dei nati, perché tante generazioni diverse hanno cominciato a far figli tutte nello stesso periodo. Quindi è stato un boom anche da quel punto di vista. Sì, ma è stato è legato a un fenomeno, no? Che è determinato, come diceva lei prima, dall'età ventenni che erano diventate feconde, erano tutte in quel periodo e quindi... Non tutte, ma donne di tante età diverse hanno fatto figli tutte nello stesso periodo. E poi a un certo punto questo si doveva esaurire necessariamente, insomma, perché a un certo punto cosa succede? Quando noi siamo negli anni 50, negli anni 60, le coppie non mettevano più al mondo nel corso della loro vita 5 figli, 4 figli o 3 figli come nei periodi precedenti, ma ne metteva al mondo di meno. E quindi hanno cominciato a mettere figli prima, ma una volta raggiunto il numero desiderato di figli si smetteva di farne, no? Quindi sono meccanismi demografici che hanno trovato una sintesi, diciamo così, di alta fecondità in questo periodo. E questo è, come dire, rientra un po' nella prospettiva storica delle cose. Volevo ricollegarmi a una cosa che ha detto l'assessore, che ho sentito tante cose che condivido stasera, mi sembra quasi impossibile, ma ho trovato molto calzante l'idea che poi è quella, no? Cioè, la politica deve colmare il gap che c'è tra i desideri dei cittadini e quello no. Ecco, dal punto di vista demografico questo gap, aggiungo un dato che forse tanti conoscono, ma nelle indagini sociologiche che vengono condotte da tantissimi anni, ma sono decenni, che alla domanda quanti figli desidera, non quanti figli ha o quanti figli pensa di avere, quanti figli desidera, il numero che viene fuori è il numero magico 2,1, che è esattamente il tasso di rimpiazzo. Se le coppie, le donne ne mettono al mondo 1,25, no, c'è un gap, no? La differenza, 1,09, scusate la brutalità dei decimali, 1,09, no? E le persone desiderano avere i figli, prima l'argomento era diverso, ma io riconduco, no, alla fecondità. E quindi possono soddisfare quasi il 50% delle loro... sì, ma non siamo nell'ambito, no, del periodo tristissimo in cui dobbiamo fare figli per la patria, no? Però dobbiamo andare incontro ai desideri delle persone. Questo mi sembra un'azione nobile, insomma, se i desideri sono leciti. Ma Agnese, secondo lei a Bolzano allora sono ricorsi più rispetto ad altre regioni o province del nostro paese alle politiche messe in atto? Cioè, come si spiega il fatto che, pur essendo una città carissima, ci sono 2,1 figli per ogni donna? Sì, allora, la provincia autonoma di Bolzano insieme alla provincia autonoma di Trento hanno cominciato già a partire
credo dall'inizio degli anni 2000 a mettere in campo alcune politiche integrate e a supporto appunto della famiglia, proprio nell'ottica di cui parlava l'assessora Rosolén, di promozione, non solo di protezione nel caso del verificarsi, insomma, di rischi sociali, ma proprio di accompagnamento delle famiglie in maniera trasversale. Poi appunto io prima parlavo delle politiche per la famiglia strettamente intese con le due famiglie denaro e tempo, e l'assessora ha ben illustrato invece che possiamo allargare il discorso al mercato del lavoro, alle politiche abitative ad esempio, e alla attrattività dei territori in generale. Perché appunto dove c'è benessere economico può forse più facilmente anche realizzarsi benessere relazionale. Certo, politiche abitative è assolutamente uno dei motivi che credo rendano una località più attraente e attrattiva rispetto ad altre, e si sa che poi dopo da lì derivano calo demografico o l'aumento. E appunto dalle esperienze positive internazionali che lei citava, la Francia e la Germania, che hanno storie diverse ma che forse stanno riuscendo a rendere più sostenibili i loro profili demografici, appunto, dal confronto internazionale e dallo scambio fra territori. Appunto sono province autonome, ma parliamo sempre d'Italia. Il Friuli Venezia Giulia conosce bene e scambiate idee, scambiate pratiche, quindi è possibile appunto imparare, calare poi nei propri territori gli elementi positivi e forse avere appunto un impatto positivo. Certo, cercare di essere veloci nel farlo. Professore Grion, allora, lei appunto è filosofo, parliamo di felicità e di marketing. Io sono dell'avviso che il marketing serva in tutti i settori, cercherò di essere concisa. Una mia percezione, anch'io ho 3 figli come lei, e sventaglio ai 420 veramente a tutti quanto sia felice di esserlo. Se avessi potuto farne 5 ne avrei fatti 5. Ecco, forse però il messaggio che i giovani sentono dai genitori o dalle altre persone che si lamentano: ah, non ce la faccio, ah, sono stanca, oh, non arrivo qua, oddio, sia senza soldi, probabilmente non facciamo un corretto marketing, perché se noi dicessimo figli uguale felicità e fosse scritto dappertutto, a prescindere dai soldi che stanno in tasca, a prescindere dalle politiche, non potrebbe essere questo un forte appeal per portare a generare? Non lo so, io penso che un po' per deformazione professionale, cioè il filosofo magari non la incontra mai ma ama la verità, e la verità è che il fare famiglia è bello ma è anche faticoso, cioè fare appunto la pubblicità alla Mulino Bianco non aiuta, perché poi ti scontri con la realtà e di realtà raccontate male in modo edulcorato. Ma non necessariamente, cioè diciamolo, ci sono le difficoltà, ma sono quelle che poi fanno crescere la famiglia, fanno crescere la persona. Non serve promuoverle secondo una logica pubblicitaria, cioè si vivono. Cioè, se uno nasce in una famiglia di cui riconosce le fatiche, ma rispetto alla quale gusta, no, il piacere dello stare con altri e per altri, è questo che passa. Io credo, anche rispetto a quello che ci stiamo dicendo e anche alla domanda più volte fatta al collega, no? Sei preoccupato o non sei preoccupato? Io credo che noi siamo preoccupati se pensiamo al futuro con categorie vecchie. Cioè, queste sfide di un mondo che cambia attendono risposte nuove, che ovviamente cammineranno su idee nuove, anche di struttura sociale, di organizzazione del lavoro, di distribuzione dei tempi. Allora, per quello ho fatto quel discorso, no? Che poteva anche sembrare un tirarsi fuori o guardare in modo laterale i problemi, ma io ci credo, c'è una questione culturale, dobbiamo chiederci cosa libera quelle energie creative e innovative che alimentano, no? Il coraggio di un futuro che certo è faticoso, ma che vale, ecco, quella pena.
Allora io credo che qui il punto sia riuscire a passare da quella che amo chiamare la postura del creditore ad una postura diversa che è quella della persona grata. Allora, faccio un esempio molto concreto, non è filosofese. Abbiamo fatto un'esperienza in comune che ci ha segnato tutti, quella del Covid. Cosa si diceva quando eravamo dentro? No? Che nulla deve essere più come era prima. Perché? Perché abbiamo imparato alcune cose. In primo luogo il valore degli affetti, no? Cose a cui prima non davamo peso, e quando sono state chiuse fuori dalle nostre porte di casa abbiamo cominciato a capire no, sbagliavamo, dobbiamo ripartire quando ripartiremo, mettendo al centro queste scoperte. E poi cos'è capitato? Che appena la porta ha cominciato a socchiudersi abbiamo rincorso uno slogan diverso, no? Che tutto come prima il più in fretta possibile. Non solo, siamo tornati alla vita appunto con quella che io chiamo la postura del creditore. Abbiamo detto, certo, vogliamo un mondo diverso, però prima io voglio che mi venga restituito ciò che mi è stato tolto. E ci è stato tolto, cioè non sto discutendo il fatto che noi siamo creditori, perché abbiamo subito ingiustizia, cioè qualcosa che non abbiamo ritenuto giusto patire, e rispetto ai quali abbiamo titolo, no, per dire. Il problema qual è? Che costruire novità e cambiare le regole del gioco, mettendo come prima condizione quella di venire risarciti per quello che ci è stato sottratto, rende impossibile ogni cambiamento. Sa bene la politica, cioè se devo a risorse limitate, problemi enormi, devo prima di tutto risarcire i creditori, abbiamo già finito. Diversa è la figura di chi, nonostante le fatiche, riesce a nutrire un senso di gratitudine, cioè colui che dice, però io ho anche ricevuto tanto senza merito. Guardate, magari facendo le stesse cose. Io posso essere, che ne so, figlio no, di famiglia agiata, che fa begli studi, si impegna, è bravo, è intelligente, va, diventa medico e dice, ma io me ne sono meritato, ho studiato, ho fatto, adesso voglio fare un sacco di soldi. E chi nella stessa posizione, nello stesso itinerario, dice, certo, io ho fatto quello che mi piace, che fortunato che sono stato, ho potuto scegliere e i miei hanno potuto mandarmi e ho potuto essere, certo, perché ho studiato, perché ho messo a frutto i miei talenti, ma grazie a una serie di condizioni che non mi merito, cioè non ho titolo di merito per essere nato lì, per aver avuto questo talento, per aver anche avuto la fortuna di qualcuno che mi incoraggiava a promuoverlo. E farà il medico con un atteggiamento completamente diverso, che è quello di colui che riesce a essere grato per ciò che ha ricevuto e nonostante la fatica, magari gli insuccessi, le delusioni, è propenso a dare più che a ricevere. Allora noi usciamo da tutti questi problemi con ottimismo se riusciamo davvero a scommettere sul fatto che il dono vale più del consumo, e non è retorica, cioè noi facciamo esperienza quotidiana che nel dare riceviamo di più del consumare. Però oggi siamo in un tempo nel quale la paura ci porta a dire, beh, intanto mi preoccupo di consumare il necessario e poi ci sarà tempo per dare. Ecco, rispetto alla domanda sulla felicità, qualche antico ci direbbe che quella è una strada sbagliata. Perché? Perché non è fertile, cioè il consumo è una logica che non porta alla felicità. Platone diceva, se noi chiediamo la felicità al consumo e ai consumabili, che sono poi quelli anche contendibili e quelli che ci dividono, no? Ci mettono in competizione gli uni con gli altri, bene, usava l'immagine dell'anfora bucata. Quante cose ci butti dentro si svuota. Un altro filosofo invece del Novecento, Henri Bergson, diceva, ma se noi vogliamo invece scommettere, dobbiamo guardare a chi? A chi ha saputo donarsi per altri. E faceva una accoppiata che mi ha sempre colpito. Metteva assieme i santi e gli eroi, diciamo, immaginario di fede, immaginario laico, San Francesco e Garibaldi. Cosa hanno in comune? Poche cose, ma sono vite spese per altri. E vite gustose, cioè vite che noi riusciamo a invidiare. Perché? Perché cariche di senso, cariche di significato, generative, no? Non perché hanno messo al mondo tanti figli biologici, ma hanno messo al mondo tante novità buone e fertili. Ecco, riuscire a passare dal consumo al dono penso possa essere una chiave interessante. Ecco, una bellissima chiave. La politica può incoraggiare una politica del dono pur preoccupandosi chiaramente di rispondere alle legittime necessità di consumo. Però ecco, noi abbiamo bisogno di molto meno di quello che immaginiamo. La sobrietà è proprio capacità di cogliere l'essenziale nei consumabili e non avere limiti invece in tutta quella dimensione di generosità che, ripeto, è quella dell'amicizia, dell'amore, del gusto di sapere che si è utili per qualcuno. Grazie, bellissima.
È bello sapere che ci sono 150 ragazzi che hanno ascoltato e che faranno tesoro del messaggio e dei messaggi che sono stati lanciati. Allora, confermo il fatto, come diceva l'assessore, che ci sono tanti strumenti a favore delle famiglie di cui anch'io ho beneficiato, quindi penso al bonus libri, bonus trasporti, e che esistono effettivamente da anni, quindi la corriera, chi fa soprattutto lunghi tragitti, se non sbaglio la regione restituisce il 50%, non ricordo, ma anche i libri, ma poi dopo per chi avesse bisogno anche di momenti ricreativi, contributi per il tempo libero. Ecco, assessore, andando anche sul sito della regione, peraltro si possono tutti approfondire. Ci sono altri strumenti invece in cantiere che la regione vuole mettere in atto da qua ai prossimi anni? Un po' l'ho anticipato già prima, in maniera strutturale, e vorrei lasciare spazio di più a interventi come quello che mi ha preceduto. In maniera strutturale noi dobbiamo riuscire ad intervenire su, credo, uno dei temi più gravi che in questo momento affrontano in particolare i giovani e le donne all'interno del mondo del lavoro, anche nei momenti di stabilità, anche per quelli che sono i nuovi fenomeni legati ai working poors o a situazioni che dimostrano che nonostante il valore insito all'interno del lavoro, non sempre l'effetto che si ottiene è il medesimo. Regione Friuli Venezia Giulia, esattamente come tutte le altre regioni, non può intervenire sui contratti collettivi nazionali, non è parte di contrattazione, non è parte che a livello nazionale discute di questi temi, non interviene sul cuneo fiscale. Io ritengo che forse, come ho detto prima, sul cuneo fiscale piuttosto che sul potere d'acquisto salariale, quindi sui contratti collettivi nazionali, si è troppo spesso puntata l'attenzione. Noi dobbiamo riuscire a garantire dei servizi che coprano quel mancato potere d'acquisto che soprattutto i giovani generazioni e le donne hanno nel momento in cui entrano all'interno del mercato del lavoro. Vorrei dire, vorremmo provare a farlo per tutti. È un dato semplice, lo ricordano tutti sempre, ma negli anni non si è fatto nulla. L'Italia è l'unico paese in Europa dove negli ultimi 20 anni il potere d'acquisto legato ai salari delle persone è diminuito quasi del 3%. Tutti gli altri paesi d'Europa hanno un aumento salariale attorno al 38, 36, 38, 40%, che poi è anche forse la prima delle cause per cui un giovane sceglie di andare all'estero, ed è difficile che un giovane dall'estero scelga di venire in Italia. È un dato di fatto. Non vanno a fare tutti gli scienziati una volta laureati in Italia all'estero, vanno a fare anche lavori che qui si dice non vogliono più essere fatti. Vicino a questo aggiungo il tema del cuneo fiscale, che è quello che viene sempre riportato all'attenzione e su cui in qualche maniera sempre si tenta di agire. L'Italia non è sicuramente quello che ha il paese che ha il cuneo fiscale più alto in Europa. Il combinato disposto di queste due cose è lo spazio che l'amministrazione regionale vuole trovare attraverso quello che noi chiamiamo welfare territoriale, che sia una sorta di contrattazione ampia di secondo livello, e mi rendo conto che parlo di cose molto particolari, in cui noi garantiamo servizi che coprono, servizi essenziali ovviamente, che coprono la mancanza di potere d'acquisto delle giovani generazioni in particolar modo. Significa che anticipiamo i fondi per gli asili nido, contribuiamo alla crescita dei figli con carta famiglia, dote scuola e tutto cioè costruiamo quel cuscinetto che serve a garantire che quel percorso è accompagnato lungo tutto il percorso della crescita di una persona, di un cittadino di questa regione.
Bene, poi abbiamo anche ricevuto questo titolo, no? La città di Udine a livello di qualità della vita è al numero 1, quindi insomma anche questo potrebbe aiutarci. Detto questo, dobbiamo chiudere, si potrebbe rimanere ore a parlare di questo argomento, soprattutto con relatori di questa levatura, però dobbiamo chiudere anche perché bisogna premiare 138 ragazzi che hanno ottenuto una borsa di studio, prima cassa FVG li ha sostenuti con ben 60.000 euro, che riceverete sul conto, mi è stato comunicato lunedì verranno versati, però oggi riceverete l'attestato, quindi un plauso a voi, ma nella seconda parte ci dedicheremo squisitamente ai vostri talenti e alle vostre capacità. Chiudiamo con una considerazione. Lei, professore, ha detto che non è spaventato, non è pessimista, no? Poi si trovava d'accordo con tutto quello che è stato detto dai relatori sul palco, quindi ci può lasciare con un pensiero positivo. No, mi piaceva questa cosa, no? Cioè, io non sono d'accordo con lei quando dice il marketing va bene dappertutto, no? Però una volta mi hanno fatto una domanda così praticamente alla fine di una conferenza, una cosa, no? Perché fare figli, mi ha chiesto. Io ho un figlio solo, no? Però, come dire, che sia faticoso, già solo uno, è una disperazione. Con 3 è meno faticoso. Però è la cosa più bella che mi sia capitata, insomma, è quello. Sì, ma intendevo questo per marketing, non la famiglia del Mulino Bianco, cioè sarebbe da ipocriti, ma dire che nonostante l'impegno, nonostante le fatiche, nonostante le rinunce, nonostante le difficoltà, è la cosa più bella che ci sia. Un messaggio semplice e banale. Bene, e allora, quindi insomma, un po' di marketing forse ci vorrebbe, in questo senso. Dottoressa Agnese, lei farà figli? Chi lo sa? No, vuole aggiungere qualche dato rispetto a quello che è stato detto? Sono ancora abbastanza giovane per forse sperare di realizzare tante cose. Sono abbastanza vecchia da sapere che non tutto dipende solo da me, dalla mia volontà. Però sì, spero di sì, e soprattutto penso che il messaggio positivo, per aggiungere a quello che diceva il professor Fornasin, è la premiazione che sta per avvenire su questo palco, quindi la valorizzazione qualitativa di generazioni giovani, nuove, che quantitativamente sono meno numerose, quindi i bambini, abbiamo visto, nascono in Italia meno di 400.000 bambini l'anno, ma in generale tutte le nuove generazioni sono pochi bambini, pochi ragazzi, quindi bambini e ragazzi sono un bene scarso e quindi prezioso. E quindi dobbiamo trattarli come gioielli, giusto professore? Sì, no, prendo lo spunto della chiusura, siccome ho detto tante cose teoriche, per dare l'idea che i filosofi ogni tanto provano, magari dicono sciocchezze, a dare anche alcune indicazioni concrete. Mi spendo i miei 2 centesimi, senza nessun titolo, ma cosa intendo quando dico di promuovere? Oggi va di moda parlare di nudging, no? Una politica che sa spingere gentilmente nella direzione che ritiene giusta. Beh, io penso, ad esempio, che se si cominciasse ad obbligare i maschietti a stare a casa per un tempo prolungato, assumendosi le responsabilità genitoriali, beh, già si comincerebbe non solo a, diciamo così, riequilibrare i pesi e le fatiche all'interno delle coppie, ma anche a dare un'idea culturale che quel tempo è un tempo che la società ritiene di investimento, cioè che mettere il proprio tempo a disposizione del nuovo nato non è tempo perso, mentre nella cultura, almeno lato maschile, sembra così in un'azienda, vabbè, stai i 2 giorni che è nato, poi torni a lavorare, è una cosa molto concreta. Traguardando un po' al futuro, quando dicevo immaginare soluzioni nuove, noi abbiamo fatto un incontro parlando di intelligenza artificiale, uno dei temi era ma lavoreremo ancora? Allora, perché non pensare, ci vuole molta fantasia, molto coraggio, ma che oggi noi dividiamo il tempo in 2 grandi comparti, tempo di lavoro e tempo del privato. Perché non immaginare che ci sono 3 tempi, cioè il tempo del lavoro, tempo del privato e il tempo della cura, cioè aumentano le persone che hanno bisogno di cura, noi riusciamo a produrre beni e servizi
occupando menore, bene, il resto non è tutto tempo privato, è tempo pubblico di cura, è un nuovo modo di pensare la società, quindi ci sono soluzioni, ci vogliono cuori pronti a raccogliere la sfida. Ma qui abbiamo gente che lo farà sicuramente, per cui non si può essere pessimisti. Poi chi è padre per contratto deve essere ottimista. È un dovere, è un dovere. Bene, non mi rimane che ringraziare i relatori per essere stati con noi. Speriamo di poter approfondire ancora una volta questa tematica il prossimo anno. I tempi sono strettissimi, ci insegna lei professore, però magari qualche nota positiva in più potrebbe esserci, no? Che inverta o che modifichi se non altro leggermente quelle curve che ci ha fatto vedere prima. Certamente. Ha paura di no. Bene, grazie ai nostri relatori, vi invito ad accomodarvi per seguire. Ah no, prima vorrei dare un omaggio però, o lo facciamo? No, rimanete sul palco perché oggi la scaletta è leggermente modificata rispetto appunto alle... Prego, accomodatevi. C'è ovviamente un omaggio floreale alle nostre relatrici, le consegna... ecco, spazio ai giovani. Prego, Presidente, però si accomodi. E poi un altro regalo che, tornando al tema solidale, è stato confezionato, realizzato da un'associazione appunto che cura questo aspetto e fa crescere la nostra società da questo punto di vista. Se vi mettete centrali facciamo una bella foto anche col Presidente. Di tenerli comunque sul palco, perché poi quando faremo la foto con tutti i premiati, però non so se si possa, perché dobbiamo tirare su il telo e tirare via gli sgabelli. Sarà comunque una cerimonia breve, nel senso che li chiameremo tutti sul palco per una foto, però sarebbe importante anche per i ragazzi avere i relatori nella foto come ricordo di questa bellissima serata. Quindi Presidente, voi come Banca del Territorio avete a cuore la società, quindi sarà stato molto attento a quello che hanno detto i nostri relatori. Allora, sicuramente sì, e questo è l'ennesima dimostrazione che abbiamo centrato il tema. E spero che siate d'accordo con me che ho fatto bene a insistere per tenere Luca Grion a bordo della squadra, perché ci ha fatto capire quello che poi l'assessore ci ha ribadito. Non è un problema né economico né organizzativo, è un problema culturale, è una questione di cambiare prospettive. Ha parlato di cuori pronti ad aprirsi. Ecco, a dire il vero l'ho chiamato perché sapevo che mi avrebbe evitato di farvi la predica a voi giovani. La faceva lui, no? Ecco, quindi io mi limito, visto che comunque sono già le 8:45, a ringraziare i nostri relatori che ci hanno stimolato delle riflessioni. Abbiamo capito che non esiste la soluzione, esiste una serie di interventi, di cose che possiamo fare, che ognuno di noi può fare. Non dobbiamo illuderci di aspettare che siano gli altri, che sia il governo, che sia la regione, che sia qualcun altro. Ognuno di noi ha il dovere di interrogarsi su qual è il suo spazio e il suo ruolo per affrontare un tema nella massima libertà, come ha detto il professor Grion. Però non posso esimermi dal cogliere l'occasione di avere così tanti giovani in sala per richiamarvi. Non so quanti di voi conoscono la lingua friulana o la usano correttamente. Nella lingua friulana c'è un termine difficilmente traducibile che si chiama snait. Se andate sul vocabolario lo trovate, è darsi una mossa. Mettersi in azione, assumersi il compito di far accadere cose. Ecco, questo è un qualcosa che Prima Cassa, le persone che lavorano in Prima Cassa, e che ringrazio perché senza di loro questi eventi non sarebbero possibili, incarnano ogni giorno. Noi contiamo di avervi fra di noi. C'è il gruppo Giovani Soci che speriamo vogliate alimentare, far parte di questo
questo gruppo di persone che, come vi è stato detto, si inventano un tempo di cura, un tempo da mettere a disposizione a favore della collettività. Mi ero preparato un ragionamento, ma che vi risparmio, però c'è un proverbio africano che dice che per far crescere un ragazzo serve un intero villaggio. Io credo che possiamo parafrasarlo e dire che noi, per formare cittadini consapevoli, ci serve un'intera comunità regionale. Abbiamo qui l'assessore alla scuola, perché passa attraverso la scuola la capacità di creare cittadini consapevoli. Non ho dubbi, perché quando sono stato a trovarla per invitarla stasera ho colto, lasciatemelo dire, tanto poi non so cosa succederà, ma va bene lo stesso, che a differenza di tanti suoi colleghi fa questo lavoro perché ci crede. Non si è dedicata alla politica semplicemente perché vuole apparire. Ho colto nelle cose che mi ha detto quel giorno che veramente crede, ha scelto di fare l'assessore alla scuola perché crede che di lì passi il futuro. E è un futuro che vi consegniamo, perché dovrete costruire voi. Adesso basta. Grazie Presidente. Si metta pure. Allora, sì, una foto, forse davanti, si vede, sono sotto il faro. Assessore, se volete, ecco, fare un passo in avanti, Presidente anche lei, per la foto, non c'è più il roll up, ma va bene comunque. Intanto invito i ragazzi a prepararsi a salire sul palco, i delegati invece riceveranno il diploma, ma siccome non ci staremo tutti, genitori o parenti, insomma, possono anche non salire. E quindi noi ci mettiamo di fianco e vi chiamo uno alla volta. Quindi sappiate che sono tutti meritevoli della borsa di studio e meritevoli di un applauso. Partiamo con Simone Bearzi, Eva Boaro, Desi Bressanelli, Emanuele Buttazzoni, Alessia Calce, Nicola Cimenti, Rita Collinassi. State salendo? Venite Sì. su. Senza timidezza, ragazzi. Rita Collinassi, Silvia De Agostini, Emma Della Bianca, Margherita Di Tomaso, Giorgia Frisan, Chiara Mantoani, Pietro Nassivera, Nicola Merlino, Giacomo Picco, Giulia Pidutti, Mia Pinat, Manuel Pittonet, Alex Quagliaro, Michele Sclauzero, Chiara Sigmund, Jessica Tomat, Marianna Vanino, Lorenza Zaina. E poi ancora Matilda Angelica Battiston, Ambra Benedetti, Katia Cardi, Rossana Collavino, Michela Cominotto, Anna Coradazzi, Beatrice D'Angelo, Mattia De Cecco, Sara De Giudici, Alessandro De Ganutti, Raffaele D'Orlando. Il Presidente dice più alti andare davanti, dietro. Alessandro De Ganutti, Sara De Giudici, l'ho detto, Raffaele D'Orlando, Giovanni Ellero, Francesca Ghidina, Riccardo Giusti, Angelica Gulino, Giacomo Lavia, Chiara Lepre, Milena Leschiutta, Adele Marnicco, Serena Mecchia, Emma Ovan, Irene Purpura, Stella Spagnul, Giovanni Maria Spitaleri. Sono 138. Non sono solo studenti delle superiori dell'ultimo triennio, ma anche laureati. Ecco, per esempio, laurea breve per Martina Pagani, Chiara Patriarca, Aurora Righini, Chiara Roseano, Gaia Sattolo, Greta Sebastianutti, Manuel Tomasina, Alessandro Toneatto, Giacomo Tramontini, Jacopo Urbani, Dalila Zanini. Laurea specialistica per Matteo Barbina, Irene Ellero, Sara Goi, Erika Iob, Sara Lestani, Lara Mari, Alessia Mecchia, Maria Mongiat, Nicola Pecile, Camilla Perosa, Arianna Plazzotta, Michele Polonia, Davide Federico Puglisi, Letizia Rigotto, Eleonora Rinaldi, Sara Strizzolo, Riccardo Tomada, Martino Toneatto, Valentina Toso, Giulia Vanin, Gaia Ziraldo, Nicola Benvenuto, Alberto Carlini, Aurora De Luca, Sara Furlan, Mabel Marcuzzi, Elisa Piccoli, Veronica Vello e Marianna Zanitti. Mamma mia! Allora, chiediamo al fotografo se ci sono tutti.
Ci sono, a parte che ne manca ancora più di qualcuno, li facciamo stringere, avanzare un po'. Allora, venite un po' avanti, se no non... avanti. La vogliamo fare stile squadra di calcio, qualcuno in ginocchio o non serve? No. Bene. Ah, però ne manca ancora più di qualcuno. Ah, non c'erano i nomi? Non ho il terzo foglio. Ah no, eccoli, c'è il lato B, scusate. Appunto. E sono tantissimi. Beatrice Vattolo, Tommaso Zanor, Rebecca Zucchiatti, Sara Alizza, Massimo Bulfone, Gioia Dioniso, Gabriele Dreossi, Giulia Fabro, Filippo Giacomello, Giorgia Cavaf Ghelle, Samuele Marcato, Giulia Olivieri, Mattia Orlando, Alex Pittonet, Sidney Ponte, Samuele Pussini, Rachele Puzzoli, Marie Quagliaro, Davis Revelant, Enola Rossetto, Ginevra Sommaro, Andrea Strazzaboschi, Andrea Toneatto, Martina Varutti, Sofia Vida, Sofia Vidoni, Virginia Aliprandi, Sofia Bindelli, Nicolo Bruno, Eric Burelli, Lucia Candotti, Elena Candotto, Carla Cengarle, Alessia Cesca Gridel, Alberto Mattia Clocchiatti, Giulia Comand, Simone Copetti, Michele Cucchiaro, Alessia Cumin, Elisa Ellero, Valentina Gallici, Letizia Gallino, Lisa Gatteri, Elisa Graffi, Veronica Cosic, Luca Macor, Filippo Masotti, Anna Morettin e Serena Oballa. Per le lauree brevi e prima la diploma di maturità e la promozione classe quarta superiore, scusate. Spero di aver azzeccato le pronunce dei cognomi, in caso contrario chiedo scusa. Ci siamo tutti? Ma non credo si vedano tutti. Dobbiamo far abbassare qualcuno? Allora, no, vogliamo far mettere i nostri ospiti al centro, i relatori, perché penso che non si vedano. Ognuno al fianco di un ragazzo, in prima fila. Sì, sì, sì. È una bella coreografia. Ecco, così. Mischiati? Ci vogliamo spacciare per... va bene. Bene, allora ci stanno proprio tutti. Una bella foto ricordo di questi bravissimi 138 ragazzi che si sono distinti per il loro talento, per il loro impegno, per il loro coraggio, quindi ci sono tutte le condizioni per cui possa cambiare questa curva demografica, perché voi siete qua a testimoniare proprio il vostro impegno e non solo i vostri risultati, anche quelli servono. Un grande applauso a loro. E altrettanto per l'Istituto di Credito Prima Cassa FVG, che crede in loro e che li incoraggia in questo modo, perché bisogna dare chiari segnali di incoraggiamento proprio perché percorrano sempre la strada giusta. Io vi ricordo che, come sempre, al termine di ogni giovedì prima di tutto c'è un buffet che vi aspetta, diventa un momento conviviale anche per scambiare qualche chiacchiera o qualche approfondimento, se sono a disposizione ovviamente con i nostri ospiti. Io ringrazio perché ormai ho imparato a riconoscere i volti di alcuni di voi che ci hanno seguiti in tutto il cammino del 2023 di giovedì prima di tutto, e questa è una grande soddisfazione. Il mio ringraziamento personale a tutti i collaboratori di giovedì prima di tutto che si sono prodigati perché ogni appuntamento riuscisse nel migliore dei modi dal punto di vista tecnico e organizzativo, ma anche concettuale, perché no. Un ulteriore ultimo applauso ai nostri relatori e al nostro Presidente. Ecco, sì, un'ultima nota che merita. All'interno dei soci di Prima Cassa c'è anche un gruppo di giovani soci e sono molto bravi, ma bisogna spendere qualche parola per loro perché fanno sì che attraverso le loro attività ancora una volta si sostenga il territorio. Sono attività rivolte a tutti i soci che possono essere coinvolti, anzi non vedono l'ora che all'interno del gruppo ci siano nuove leve. Il 19 gennaio faranno un incontro proprio per spiegare ai nuovi possibili soci, cioè a quelli che sono già soci ma che facciano parte del gruppo, come si muovono, come vogliono coinvolgerli e tutte le belle iniziative che sviluppano durante l'anno a favore e a sostegno della società. Detto questo, ci vediamo al prossimo anno, buone feste e buon anno nuovo.